Previsioni meteo rispettate in Sicilia. L'ondata di gelo Burian ha provocato nevicate sparse in diverse località dell'isola. In mattinata la neve si è fatta vedere anche nella zona costiera dell'Agrigentino. La città di Favara si è svegliata con una leggera velatura. Che l'arrivo a Favara della neve sia un evento eccezionale lo si può capire anche dalle tante fotografie pubblicate sui social network e i numerosi selfie. Disagi si sono registrati sul versante stradale, dove in alcuni tratti delle statali 189, 640 e 115 si è reso necessario l'intervento dei mezzi spargisale. Obbligo di catene lungo la Palermo-Agrigento nel tratto di Lercalafriddi e sull'autostrada Sciacca-Mazzara del Vallo. In mattinata traffico bloccato sulla 640 nei pressi di Caltanissetta. Con le temperature di poco al di sotto dello zero sarà sicuramente un capodanno da far battere i denti, specie per quanti hanno deciso di brindare al 2015 all'aperto. Le previsioni meteo per la notte di San Silvestro prevedono ancora temperature rigide, con possibili leggere nevicate anche a bassa quota. Rialzo termico che dovrebbe verificarsi a partire da venerdì 2 gennaio. Per questa sera ricordiamo che in provincia di Agrigento sono due le piazze dove si festeggerà l'arrivo del nuovo anno, e precisamente Favara e Porto Empedocle. Per quanti invece si metteranno in viaggio è consigliabile informarsi sulle condizioni della rete stradale. Nella provincia di Agrigento è possibile telefonare allo 0922 46 61 11 della Polizia Stradale.